Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati, come state oggi? Oggi giornata speciale anche per le nostre stelle, la notte di San Lorenzo ci aspetta in questo 10 agosto e siamo pronti a godercela tutta. Ma prima di parlare di desideri iniziamo con le novità insieme alle stelle, quelle di Radio.0 che conoscete, insieme a me Maria che intanto vi do il buongiorno e andiamo un po' a capire come andrà la giornata. Partiamo dai nostri Ariete, umore taciturno oggi per voi, vista la luna in Capricorno, anche vi fa snobbare pure questa magica notte stellata, peccato. Vengono a galla dissidi oggi, di sapori familiari mai del tutto risolti. Attenzione, tentate la grande avventura di comprendervi meglio, sì, voi stessi. Otterrete rapidamente così risultati interessanti, poi ce li raccontate. Toro, la luna incoraggia invece per voi il campo economico, gli affari e l'import-export, lanciatissimi addirittura nella carriera e spugnate facilmente una poltrona ai piani alti, pronti a salire per la scalata al successo. Perfetto amalgama poi oggi tra concretezza e guizzo creativo, siete al top, certezze ritrovate senza cadere nell'abitudine, bravi. Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco, oggi siete pieni di energia, aleggia in voi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela, ricordatelo, qualche ripensamento poi dovuto a novità e cambi di rotta che necessitano di tempo per essere metabolizzati, quindi concedetevelo questo tempo, abbiate un po' di pazienza. Strano ma vero amici del Cancro, potrete superare indenni, aprite bene le orecchie e le incomprensioni dei vostri cari, prendere decisioni obiettive e sbrogliare matasse assai ingarbugliate. Senso critico e amici sinceri vi aiuteranno a elaborare strategie per volgere le cose a vostro vantaggio e così anche voi risulterete vincenti. Leone, anche con voi entriamo in campo lavorativo, produttivo l'impegno professionale, realizzerete oggi più di quanto programmato, bravi, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui e anche questo vi fa onore. Un pizzico di umiltà vi consentirà di attraversare questa fase densa di cambiamenti, ormai l'avete capito, eppure senza vacillare, quindi ottimo lavoro, continuate così. Vergine, siamo arrivati a voi, spinta da Mercurio in cielo, la bianca signora, la nostra luna in trigono, aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio giusto per fare il salto di qualità, quello che ci voleva. I presupposti per una bella promozione poi ci sono tutti e anche con voi ritorniamo su questo campo e a voi non resta che cogliere la palla al balzo, ce la farete? Bilancia, le vostre aspirazioni a cui tenete tanto non trovano spazio proprio all'interno della cerchia familiare, avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi, un'ottima squadra al vostro fianco. Lasciare poi in sospeso ciò che vi disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, state ben attenti, prima o poi tornerà fuori e lì non sarete contenti. Scorpione, ancora luna anche per voi, complice di Mercurio questa volta, va a costruire un bel trampolino di lancio per la vostra attività, siete capaci, pretendete ciò che vi spetta con determinazione e fate bene. Idee fresche e innovative le vostre, sostengono un progetto sbloccando una situazione stagnante, colpi di scena e cambiamenti di programma a vostro favore vi attendono oggi, voi dovrete solo lasciarvi guidare. Sagittario, focus sul settore finanziario anche per voi, un trend positivo vi vede intascare una somma inaspettata, un credito maturato, un bonus anche per un lavoro straordinario, vi siete ben dati da fare. Tecniche apprese con facilità dall'altra parte sveltiscono il lavoro operato, promettono di fare molto con poco sforzo e questo, diciamolo, vi va decisamente bene. Capricorno, eccoci da voi, transito lunare nel vostro cielo in aspetto favorevole a Sole, Mercurio, Nettuno e Plutone. Beh, queste stelle oggi vi favoriscono, impegno, determinazione e fortuna camminano tutti insieme appassionatamente, a braccetto insieme a voi e anche il piatto della bilancia professionale pende verso la vostra direzione. Quello che vi resta è un desiderio di scoperta al di fuori dei soliti schemi, beh, non vi resta che provare. Acquario, l'impronta concreta realizzatrice di questa luna avrà riscontri positivi. Liberate stasera un desiderio che accarezzate da tempo, lo sappiamo, è una notte magica, andrà a buon fine. Sensibilità e tatto sono ciò che vi serve per capire quello di cui la coppia ha bisogno. Un bel passo avanti così sulla via della pace in una relazione piuttosto difficile con chiunque vi ritroviate davanti. E chiudiamo con i nostri pesci, complici i sestili di Urano e della Luna, le vostre quotazioni compiono un magnifico balzo in avanti, avete inventiva e sicurezza, cercate quindi nuovi percorsi, se quelli già battuti soprattutto si rivelano dei vicoli ciechi, accettate poi un cambiamento che vi migliorerà la vita, perché non provare? Ed è tutto quindi anche per oggi, una giornata ricca di novità e quindi noi vi lasciamo alla notte magica, quella di San Lorenzo di questo 10 agosto, grazie per essere stati con noi, una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0